Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. I titoli. Ucciso al compleanno della figlia, 43enne muore a Mascalucia accoltellato dal suocero durante una rissa per vecchi dissidi familiari. L'inverno tardivo allerta maltempo e mezza Sicilia, la pioggia accolta con sollievo dagli agricoltori. Il traffico illegale di farmaci alimenta un mercato nero milionario che tocca anche la Sicilia, ma i medici raccomandano è un reato, mette a repentaglio la salute. Una ricercatrice catanese tra gli eroi premiati dal presidente Mattarella per il suo impegno per i disabili. Paola Tricomi si dice onorata e stupita. Prime denunce alla Corte dei Conti sull'utilizzo irregolare dei fondi del PNRR. Intanto il TAR registra un incremento di contenziosi, sintomo di vitalità dell'economia. Al Teatro Musco l'omaggio di Siria Gabriella Ferri, porta in scena i diari di una delle artiste più originali della musica italiana. Calcio, ennesima battuta d'arresto per il Catania che perde anche a Taranto. A fine gara il silenzio di Lucarelli e mercoledì arriva il Rimini. Ancora delusione in casa Palermo. Ucciso al compleanno della figlia, un uomo di 43 anni è morto a Mascalucia accoltellato dal suocero durante una lite per vecchi dissidi familiari. Tonino De Mana. Quel 18° compleanno lo aspettava da tempo. Di certo non si aspettava che la festa, la sua festa, si trasformasse in tragedia, con il padre ucciso da una coltellata all'addome ed il nonno, 60enne, in stato di fermo per omicidio. È successo tutto in una villetta di via Pablo Picasso a Mascalucia, dove Vincenzo Rizzotto, 43 anni, figlio dell'ex comandante della Polizia Municipale di Mascalucia, si era presentato per partecipare al compleanno della figlia. Durante la serata sarebbero però emersi vecchi rancori familiari, ruggini e contrasti mai messi da parte neanche in un giorno di festa. Il 60enne avrebbe visto litigare il genero con la figlia nel cortile dell'edificio, circostanza che lo avrebbe indotto ad armarsi di un coltello da sub con lama di 27 centimetri e ad intervenire nella discussione degenerata nell'omicidio. Il 42enne dopo alcuni passi si è infatti accasciato per terra. Nicolosi è stato fermato all'interno del bagno apparentemente in stato confusionale. Il coltello è stato recuperato nel lavabo della cucina. Rizzotto, che ha perso molto sangue, è morto durante il trasferimento al Policlinico di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mascalucia e Gravina di Catania. Sotto shock la comunità di Mascalucia, portavoce della tragedia il sindaco Vincenzo Magra. In una comunità come la nostra, bene o male, ci si conosce tutti e mi dispiace veramente apprendere che si sia arrivati a questo punto, insomma, addirittura con un omicidio, con un fatto così grave, inquietante, che ci tocca tutti come comunità, me in primis come primo cittadino che oggi qui la rappresento, e questi sono fatti che mi auguro non abbiano mai più ad accadere né qui né altrove, perché lasciano essere fatti e verranno sconcertati. Nella villetta di via Picasso, sotto una pioggia battente, incessanti anche le visite di familiari e conoscenti. Per loro poca voglia di parlare e tanto dolore. E ci sarebbe il pagamento di un'auto con assegni scoperti all'origine di un altro omicidio, quello avvenuto davanti ad una concessionaria d'auto al villaggio Mosè ad Agrigento. Davide Sardo. I 4 di Palma di Montechiaro, giunti il pomeriggio di venerdì scorso ad Agrigento, al villaggio Mosè, alla concessionaria d'automobili di Lillo Zambuto, avrebbero dovuto discutere della vendita di un'automobile che gli sarebbe stata pagata con assegni scoperti firmati dallo stesso Zambuto. Il confronto è degenerato in colluttazione. È un colpo di pistola ha ferito gravemente all'addome Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro, morto poi in ospedale. I 3 palmesi sono stati trasferiti in carcere al Pasquale di Lorenzo in attesa dell'udienza di convalida del fermo imposto dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Si tratta del fratello della vittima Angelo Di Falco e di altre 2 persone, Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 40 anni. Ecco come si sono concluse le prime indagini della squadra mobile coordinate dal procuratore Giovanni Di Leo. Sono ancora in corso interrogatori tra testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Alcuni riscontri sarebbero contenuti nelle registrazioni video delle telecamere di sorveglianza nella zona. La scientifica, non appena giunta nel piazzale della concessionaria, ha repertato e sequestrato il bossolo dell'unico colpo di pistola esploso. L'arma è ancora un fantasma.
E veniamo adesso al maltempo che sta colpendo la Sicilia con pioggia e vento, pioggia in particolare accolta con gioia dagli agricoltori. Da Palermo a Messina, da Catania a Siracusa passando per Agrigento. È stata una nottata di pieno inverno, ma pioggia e vento continuano. Rinviati alcuni eventi e qualche partita di calcio. Il livello di preallarme preoccupa, anche se la settimana dovrebbe iniziare meglio. Le precipitazioni interessano soprattutto la parte più orientale dell'isola. Questa situazione permarrà per la giornata di oggi, ma da domani è atteso un miglioramento. Attenzione però, perché il maltempo tornerà. A metà settimana previsto un altro peggioramento. Con pioggia di nuovo abbondanti per l'ingresso di una nuova depressione che attualmente è ad ovest delle isole britanniche e farà il suo ingresso sul Mediterraneo, prima interessando le regioni centro-settentrionali, poi anche la Sicilia. Il maltempo è arrivato, oro colato per gli agricoltori. È arrivata la tanto aspettata pioggia e il territorio si vede che inizia a cambiare colore. Aveva dal mese di giugno che non pioveva e i raccolti infatti sono stati molto poveri quest'anno. Le temperature quindi sono scese e l'attesa pioggia è arrivata. Una gioia per gli amanti dell'inverno. Ma per chi impazzisce per la neve c'è una bella notizia. L'Etna è di nuovo imbiancato. Il traffico illegale di farmaci e produttori clandestini alimentano un mercato nero milionario che tocca anche la Sicilia, ma i medici raccomandano mette a repentaglio la salute. Emanuela Corsi. Allora proviamo a scrivere il nome di un antibiotico senza ricetta. Ecco, qui per esempio dice ordina online senza ricetta. Proviamo a cliccare e si apre questa pagina e vediamo che l'Augmentin costa 1,57 € a pillola. Vediamo anche i farmaci per la disfunzione erettile e qui c'è la famosa pillola blu che costa 2,24 € a pillola. Un giro d'affari milionario che colpisce anche la Sicilia. È il pharmacrime, cioè la contraffazione, il furto e il traffico illecito di farmaci soprattutto sul web. Un mondo sommerso al quale il quotidiano La Sicilia oggi ha dedicato un'inchiesta. Tra i farmaci più acquistati sotto banco ci sono gli antibiotici e gli antinfiammatori, ma anche gli anabolizzanti che aumentano le prestazioni sportive e le famose pillole blu che aumentano le prestazioni sessuali. Tutte categorie per le quali è necessaria la prescrizione medica. Sono in genere farmaci, come li chiamiamo noi, del lifestyle, cioè dello stile di vita, che vengono utilizzati acquistandoli presso siti web illegali proprio per motivi non legati ad una patologia specifica. Ma sul mercato nero finiscono soprattutto farmaci molto costosi che vengono rubati. Recentemente dall'ospedale Garibaldi sono state sottratte medicine destinate alle terapie oncologiche per un valore di 400.000 €. I furti avvengono soprattutto per farmaci ad alto costo. Allora è stato ipotizzato che questi farmaci trovino poi un mercato nell'est dell'Europa oppure nei paesi arabi. Ma quali sono i rischi? Chi compra farmaci presso siti web illegali compie un reato sostanzialmente, oltre che mettere a repentaglio la propria salute perché questi farmaci non sono controllati. Sono 30 gli eroi del quotidiano premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella, per tutti l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Tra questi c'è anche una catanese, la ricercatrice Paola Tricomi. Sentiamo Francesco Triolo. Ricevere l'onorificenza da parte del Presidente Mattarella mi stupisce e mi ovviamente onora. Sebbene io durante tutto il mio percorso non abbia mai ritenuto di aver fatto qualcosa di straordinario. La voce e le parole della dottoressa Paola Tricomi lasciano trasparire la semplicità e l'umiltà di una dei 30 eroi del quotidiano premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella, originaria di San Gregorio. Per lei l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per, si legge nella motivazione, la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il diritto allo studio delle persone disabili. Laureata in filologia classica a Catania, dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, adesso la Tricomi è ricercatrice all'Università per Stranieri di Siena.
Ecco, in tutti questi passaggi ero consapevole della complessità che la condizione di disabilità avrebbe comportato. E fin da subito mi è stato chiaro che avrei voluto che il mio percorso non fosse soltanto un percorso personale, ma divenisse un'opportunità per aprire maggiormente gli orizzonti delle possibilità di tutte le persone con disabilità. Perché se c'è una cosa che ho imparato dalla vita è che quando ci accade qualcosa difficile, anche di brutto, noi abbiamo due possibilità per affrontarlo. O ne traiamo il peggio, ne traiamo il meglio, cogliamo l'occasione per migliorarci. La conoscenza, lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica sono per lei elementi fondamentali per sconfiggere la paura della diversità, che ancora oggi sembra essere una delle barriere culturali più difficili da abbattere. Questo riconoscimento non va da me in quanto Paola Trifomi, ma a tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso, perché Paola Trifomi da sola non avrebbe mai potuto costruire una strada riconosciuta poi dal Presidente della Repubblica. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, torna sull'emergenza sicurezza in città e sugli ultimi episodi di violenza e promette battaglia. Marco Gullà. Multe, controlli, persone identificate. Le forze dell'ordine continuano a monitorare con attenzione la movida di Palermo. Anche in questo weekend i riflettori di polizia e carabinieri sono stati puntati sulle vie della movida palermitana. Il livello di guardia resta altissimo, in particolare dopo gli ultimi episodi di violenza come le sassate ai vigili urbani che stavano effettuando un servizio di street control in via Trinacria. La condanna ferma del sindaco Lagalla. Una sassata ad una macchina di una pattuglia in servizio è un gesto non solo di totale ed incivile scorrettezza, ma è anche un segno di rabbia che non è accettabile. Preoccupano anche gli ultimi episodi di violenza come le aggressioni ai rider. Lagalla conta sull'appoggio del governo nazionale. Con il ministro Piantedosi abbiamo individuato la possibilità di realizzare un patto per la sicurezza a Palermo che approfondiremo al Ministero dell'Interno, al Viminale, nelle prossime settimane per rafforzare le operazioni ad alto impatto e il controllo di tutti quei quartieri di Palermo dove si è percepita nel tempo una crescente situazione di insicurezza. Rispetto delle regole e saper stare in comunità, il messaggio del sindaco. Accanto ai cittadini onesti, vogliamo essere accanto alle attività produttive, ma vogliamo che tutto possa svolgersi in armonia e perché questo avvenga è importante che si rispettino le regole. L'economia siciliana ricomincia a muoversi e tornano a crescere i contenziosi davanti al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Intanto la Corte dei Conti lancia l'allarme sulle prime denunce che riguardano l'uso improprio delle risorse del PNRR. Maglio Viola. Da una parte i conti della regione siciliana da rivedere per porre rimedio alla mancata parifica del rendiconto generale del 2020, frutto di allarmi ripetuti della stessa Corte dei Conti fin dal rendiconto 2016. Dall'altra parte una economia che riparte e fa parallelamente ripartire anche il contenzioso amministrativo, come rilevato invece dal TAR regionale e di Catania. Due facce della stessa medaglia, due elementi di riflessione, quelli proposti alle inaugurazioni dell'anno giudiziario. La Corte dei Conti chiede alla regione di allineare i suoi bilanci anche alla luce delle sentenze giunte dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Corte dei Conti e avverte che iniziano ad arrivare anche le prime denunce, soprattutto da parte della Procura europea, sull'uso irregolare dei fondi del PNRR con importi anche rilevanti. Occorre vigilare e occorre rigore nei bilanci pubblici e nell'uso delle risorse regionali, nazionali e comunitari. Dal TAR invece i segnali di ripresa del mercato, ma anche del contenzioso notevolmente incrementato. 171 i ricorsi depositati soltanto
in tema di appalti e un aumento generale del contenzioso che nell'ultimo anno sfiora il 25% in più. Infine il tema della violenza di strada e della gestione della cosiddetta mala movida, un tema che riguarda anche i tribunali amministrativi ai quali giungono i ricorsi sui provvedimenti comunali di organizzazione della movida e sulle multe elevate dalle varie forze dell'ordine. Un settore nel quale i TAR di Sicilia pongono l'accento promettendo priorità e impegno, ma segnalando che i tempi non possono essere più celeri di così, vista la mole di lavoro e di ricorsi e l'organico disponibile. Il ministro Musumeci oggi a Catania ribadisce l'impegno del governo per il ponte sullo Stretto, a partire dal valore economico che l'opera potrà avere innanzitutto per la Sicilia oltre che per l'Africa. L'intervista di Luca Ciliberti. È una infrastruttura importantissima, soprattutto nel momento in cui cambia il Mediterraneo e cresce la competizione della rete portuale che si affaccia su questo mare, sia nel Medio Oriente, sia nei paesi africani, sia nei paesi europei. Il ponte a noi serve per velocizzare il movimento delle persone e delle merci. Solo così la Sicilia può diventare, assieme alla Calabria e alle altre regioni del sud, può diventare il naturale pontile del continente europeo verso l'Africa. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. E siamo agli spettacoli. Siria ritorna a teatro con Perché non canti più, un omaggio a Gabriella Ferri che parte dai diari originali di una delle artiste più viscerali della musica italiana, Eva Spampinato. Uno dei più noti vocalizzi della musica italiana e latina apre lo spettacolo che vede Siria, amatissima cantante romana, tornare sui palcoscenici di tutta Italia. La voce è quella di Cecilia Cipressi, Siria, i testi e l'intensità sono quelli di Gabriella Ferri. Libera, anticonformista, rivoluzionaria, una delle cantanti più amate di tutti i tempi e mai abbastanza ricordate. Gabriella Ferri per me era l'interprete in assoluto che sapeva dare il peso alle parole, viscerale, autentica. Le sue canzoni erano poesie. Non la imito, ma solo voglia di ricordarla attraverso il suo repertorio che è infinito. Lo spettacolo, tra musica, monologhi e poesie, è ideato da Pino Strabioli con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella, dal titolo Perché non canti più. Abbiamo cercato di fare il riassunto di tutto quello che potevamo rappresentare di lei, anche attraverso i suoi diari personali, i suoi scarabocchi, i suoi disegni, e io ho la possibilità di avere il suo diario tra le mani e di raccontarla. Gabriella Ferri era la voce di Roma, iconica artista della Roma popolare e del suo dialetto, che con lei era arte e musica. Il mio rapporto con la Sicilia è legato all'infanzia. Ho frequentato tanto Cefalù quando ero piccola con la mia famiglia. E poi da grande, da mamma, tanto verso le Isole Eolie, verso Salina. Torno sempre volentieri in Sicilia. Ed è proprio arrivato il momento di tornare. Siria sarà al Teatro Musco di Catania dal 27 al 29 febbraio con lo spettacolo Perché non canti più. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare dell'ennesima battuta d'arresto per il Catania e della delusione del Palermo. Tra poco. Eccoci al calcio, il Catania perde anche a Taranto, a fine gara il silenzio di Lucarelli, mentre mercoledì arriva il Rimini. Tonino De Mano. E sono 12. Il Catania colleziona sconfitte e nell'anticipo della 28ª giornata scivola anche a Taranto, cancellando d'un sol colpo quanto di buono mostrato contro la capolista Juve Stabia. Un passo indietro per la classifica e nel gioco con la solita sterilità offensiva che non consente di raddrizzare le partite e cominciano ad essere troppe le sconfitte per 1-0, ben 9. A Taranto decide un gol di De Marchi, peraltro fortunoso, scaturito da un calcio d'angolo battuto da Bifulco e concluso con una botta sotto misura
addirittura tra l'altro in posizione sospetta di fuorigioco. È l'episodio che decide il match ed arriva al minuto 11 di una sfida scarna di contenuti tecnici. La squadra pugliese si rende pericolosa soltanto un'altra volta nell'arco dei 90 minuti, 97 incluso il recupero, e lo fa con Miceli che sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa ad Albertoni battuto. E il Catania? Quasi non pervenuto allo Iacovone con un centrocampo incapace di produrre gioco ed un attacco senza rifornimenti e senza idee. L'unica parata del portiere avversario arriva dopo 67 minuti su un tiro dalla distanza di Welbeck, uno dei più combattivi, che Vannucchi respinge in angolo. Lucarelli cambia moduli dal 4-2-3-1 al 3-4-3 per finire al 3-4-1-2, ma non incide sulla gara. La sua squadra fa scena muta in campo e lo stesso copione lo fa Lucarelli negli spogliatoi. Ai microfoni si presenta Tejo, deluso ma lucido nella sua analisi. C'è mancata quella personalità in più di buttare fuori quello che avevamo dentro, di magari giocare tutta la partita come il secondo tempo, ma penso che le qualità le abbiamo, la personalità ce l'abbiamo dimostrato sia in casa che fuori. Ed ora bisogna rialzarsi. Mercoledì sera al Massimino arriva il Rimini per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-0 dell'andata e questa volta di gol ne serviranno 2. Non certo una buona notizia per una squadra che segna con il contagocce. E c'è ancora delusione in casa a Palermo dopo il pari di Cremona, Rosanero, che hanno sciupato 2 gol di vantaggio e anche un uomo in più. Una fermata in paradiso per poi riscendere sulla terra è la sintesi della trasferta del Palermo a Cremona. Un primo tempo da urlo in vantaggio per 2 gol e con un uomo in più dopo l'espulsione di Sernicola, per poi subire la rimonta ad inizio ripresa dopo aver staccato la spina per un paio di minuti. 2-2 allo Zini, un pari che non permette al Palermo di fare il salto di qualità in classifica, adesso quarto con Venezia secondo e Cremonese terza. Brunori e Ranocchia avevano illuso e con i grigiorossi in 10 la vittoria sembrava davvero alla portata dei siciliani. Un inizio di ripresa però da ordinaria follia ha riesumato la Cremonese. Nel finale lo squillo di Traoré che ha sfiorato il gran gol. C'è grande rammarico perché la squadra per me ha fatto un ottimo primo tempo e nei primi 5 minuti del secondo tempo loro hanno fatto uno sforzo per cercare di riaprire la partita, hanno trovato il gol del 2-1, in quel momento l'inerzia è passata loro, dovevamo tenere botta, invece purtroppo abbiamo preso il gol del 2 pari, dunque ci siamo trovati da una situazione di controllo a una parità. La squadra da lì ha cercato di rimettersi in piedi perché la botta è stata forte, abbiamo provato a vincerla, ha creato delle opportunità, è mancato quella scelta giusta e la qualità giusta per andare a fare un altro gol, anche se ci abbiamo provato. Il Palermo nel primo tempo ha mostrato grande qualità, trascinato dal solito Ranocchia. È andata così, io cerco di dare il mio contributo come posso, anche in zona gol, e spero di continuare così, alzando sempre l'asticella sia dal punto di vista personale ma soprattutto della squadra. Ecco. Rosanero già al lavoro, martedì turno infrasettimanale al Barbera, arriva la Ternana. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.